orologio, Non ci proprio non lo credo. sapevo. E l'ho ascoltata e ho detto: ma che bella sta canzone, questa canzone è bellissima, né che c'era lui, né che c'era Monica Mismoni, non sapevo. E ho detto: questa è una canzone di una bellezza allucinante. Quando ho saputo che era un mio amico, ho detto: ma che figata! E allora, Point of View, canzone di DB Boulevard che avete sentito miliardi di volte, che hanno sentito in tutto il mondo tantissime volte, tanto che è stata utilizzata in Sex and the City, per esempio, in varie occasioni in televisione. Visto che sono 25 anni, ho deciso di chiamare mio amico Diego Orologio e di portarlo in diretta con me. Ciao Diego, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti, ciao Paolo. Sai che Ciao. non lo sapevo che tu non sapevi, eh? Non lo sapevo, Cioè, nemmeno io che non sapevo. il tuo ex socio Curry Cristiano, sì, non mi aveva detto nulla. Sai che Cristiano sta zitto delle volte, non non parla, parla, non parla, pazzesco, cazzo. non parla, Ma dice, vuole sapere tutto ma non parla. sì, l'ha vissuta proprio in primis questa storia. Se la ricordava. Senti, allora Diego, DB Boulevard, che ha segnato per te, tu già eri all'epoca un disc molto famoso, però da lì forse è partito tutto, è partito un altro progetto, un'altra È vita. partita un'altra vita Paolo, più che altro perché io come te che a suo tempo, organizzavo eventi, gestivo discoteche, ne avevo una a quel tempo in società con altre persone, ehm, e là è partito tutto, ma, sì, la vita che facciamo, e che mi son poi dovuto fare era una roba completamente diversa. Anche perché io dalla discografia ero molto lontano, la cosa è caduta dal cielo proprio. Ma senti, ma quando, hai sentito le prime note di Point of View, intanto mi devi raccontare un po' com'è nata Point of View, ma tu avevi capito che sarebbe stato un successo? L'avevi già capito? Ma io l'ho capito qui a Padova, in una discoteca dove facevamo le pubbliche relazioni e mettevo questo finale di 2:50 dove Monica cantava sopra questa canzone, non proprio uguale, ma quasi. E vedevo l'effetto pista ogni qualvolta si chiudeva la serata con 'sta canzone, cosa succedeva. Era una cosa che non ti posso descrivere perché era boh, mi sembrava di essere vabbè, non lo so. Sì, mi sembrava di essere agli eventi che vedi su Instagram adesso, cioè. La gente E saltava, insomma, la gente saltava. una cosa un tifo da stadio, cioè uno una 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 bolgia. nomi miei, suoi, cori, robe, da stadio. E sta cosa qua ce la siamo portata anche a Jesolo, al Matilda. Abbiamo finito la stagione qui a Padova e sto gioco qua di fare il finale con 'sta base sotto ce lo siamo portati anche a Jesolo e ce lo siamo portati al Matilda. E quindi questo live al Matilda, e là è successo il pandemonio. Il pandemonio perché poi, gli altri 2 di B-Boulevard, uno dei quali era molto bravo in studio, ha allungato questa base, cioè questa base perché durava poco, no, e quindi lei ha completato un po' tutta la melodia e tutte il testo. E là abbiamo fatto il disastro tant'è che son tornato in studio con 'sti 2 ragazzi qua e abbiam fatto il disco. Senti, ma, ho l'impressione, Diego, ho l'impressione che non poteva cantare questa canzone nessuno se non Monica. È destino proprio. Difatti, Cioè, non poteva dico cantare, la voce sai sua è perfetta, ma perfetta. è una roba è una cosa indescrivibile. Sai quanti, big hanno rifiutato fare i remix? No, L'ultimo te lo posso dire tanto, l'ultimo sì, è stato S Sinclair.
perché non ne vengono fuori di fare una versione più forte di questa. Come tu dici, fare un film che è stato un grande successo, rifarlo vuol dire sicuramente non avere lo stesso successo, quindi fare un Si flop. guarda Il Gladiatore prima e guarda Il Gladiatore Beh, adesso, beh. cioè Diego, Point of View è una canzone che ha 25 anni, vuol dire che chi ha 25 anni adesso o 24 non era nemmeno nato quando c'era questa canzone. no, Però questo motivo noi l'abbiamo allora le discoteche lo faremo sentire negli anni '90, eccetera, che sia. dappertutto. Però se lo metti in mezzo alle canzoni nuove che vanno in discoteca adesso, non sfigura affatto, è una canzone No, è sempreverde. questo perché una volta il tuo collega Albertino disse una verità che io ho condiviso per sempre. Questo era il disco che metteva d'accordo un po' tutti, Tutti, sia tutti. l'aspetto, chiamiamolo di tendenza, underground, sia l'aspetto commerciale e più chi ne ha più ne metta. Era il disco che faceva da ponte fra tutti i mondi musicali. In effetti se segui un po' io magari seguo un po' più di te, perché chiaramente il pezzo essendo mio, ma, Purple Disco Machine, Bob Sinclair, altri nomi, magari adesso si mettono a suonarle anche quelli che fanno Hyper Club, vedrai prima o poi, perché è un pezzo che come dici te, ehm, non l'hanno mai suonato per questo pubblico qua, ma è così bello che lo suonano, hai capito? Quando lo senti, sai, è come vedere un genitore che vede il figlio e si commuove quando vede il figlio che cresce, eccetera. Tu quando lo senti ancora a distanza di tempo che magari ti sarà successo di andare in macchina, accendi e parte la canzone. Cosa provi? Che sentimento provi? Ma cosa vuoi? Dopo questo disco ha tutto una storia dietro di varie sfaccettature e io sono, per carità, sono orgogliosissimo di averne fatto parte con questa idea, però sì, è una cosa che, ha provocato anche rotture, Certo. robe varie, e quindi non è che come tanti altri hit, per carità, perché cioè non è che sono solo io. E quindi, me la godo io, ritorno indietro col tempo nelle discoteche dove lavoravo e tutta la gente che mi acclamava e penso a quello, hai capito? Dopodiché, se lo sì, non mi fa più strano di sentirlo, anche perché sento a Londra che è in piena programmazione nella radio d'eccellenza, la BBC, e quindi modestia a parte, sì, non sì, lo lego al passato, hai capito? A quel passato là dove è nato e dove l'ho vissuto, perché dopo sì, è stato un po' un Vabbè, parto, nasconde il come tutte le cose il sale e lo zucchero sono le cose belle, anche le cose bravo. che non sono piacevoli. Senti, io ho preparato la canzone dopo, volevo rifar sentire Point of View, però ho detto l'abbiamo sentita in precedenza e ho invece preparato Believe. 2 parole anche sul progetto di B-Boulevard che poi comunque col tempo ci hai fatto capire che è un po', non dico affondato, ma ha avuto altre vie, ha preso altre strade, che poi è arrivato anche a Sanremo di B-Boulevard, poi alla Sì, fine sì. siete finiti sul palco di Sanremo. Siam finiti sì, con una canzone bella anche, ma noi non c'entravamo niente. Noi che io, e l'altro DJ non c'entravamo niente, hai capito? Perché, Sanremo l'ha strutturato per il cantante dei Dem, ex Dem, che aveva fatto 'sta canzone bella, ha detto cioè lo portiamo a Sanremo. E Sanremo aveva bisogno però, mhmm, di un grip forte alle spalle, cioè di un nome forte, quindi c'hanno legato a lui.
e poi c'era anche un componente di Rolling Stones, insomma siamo andati, però, Ma insomma tu hai fatto un disco, sei andato a Sanremo sul palco con un con un componente dei Rolling Stone, ma sì, è una stupidaggine. no, Volevamo voglio dirti non è che cioè, cosa c'entriamo noi? volevamo giocare, insomma, siamo andati a Sì, Sanremo. ma cosa Senti Diego, c'entravamo noi? Non era vabbè, comunque è andata anche là. senti, io Diego ho preparato anche Believe, che a me piace molto. Believe è un'altra storia, hai detto, perché quella che canta faceva parte delle Destiny Child, era una delle componenti l'abbiamo, praticamente, sì, in parole povere, strapagata perché cantassi il pezzo, perché le parole e la musica l'ha scritta Mooney, ma Mooney non voleva più cantare perché voleva uscire da solista solo, hai capito? Particolare Modica, Però non poteva essere una cosa del genere, no, perché cioè DB Boulevard, il follow up era Future Mooney, ma lei non voleva più farlo perché aveva già pronto un altro disco molto forte, fatto dalla produzione Airplane. E quindi anche là la differenza, sì, gran bel disco, ma non ha fatto un'altra hit come poteva farlo se lo cantava lei. Eh Hai capi certo, eh hai certo. Senti, mi hai fatto cambiare idea. O allora, o Point of View o Believe. Adesso non so cosa c'è No, anche metti Andrea, Believe perché è meraviglioso, ci mettiamo sono Believe. i Mettiamo cori suoi sotto, però per dire ai certo. radioascoltatori che doveva cantarlo Mooney, ma non l'ha cantato perché in pratica non voleva più far parte del Del progetto, quindi da lì forse si è rotto qualcosa. Diego Broggio, DB Boulevard, grazie per essere stato con noi, è stato un piacere. Auguri per Paolo, i grazie a 25 te anni. e ci vediamo quest'estate. Quindi ci salutiamo a vicenda il nostro ex socio Cristiano Curri, lo facciamo Sì, il primo che sì, lo sente insomma. sì, sì, dai. Io Io lo non l'ho sento più quando sentito. io lo sento quando porta i cani in giro, lo sento solo a quell'ora lì e poi è il fiatone, porta i cani e ha il fiatone, pensa come Sì, è messo. gli ho detto stai attento. Rovinato. Ciao Ciao, Diego, buona giornata, grazie ancora, ciao, grazie. ciao, ciao.